Noi tutti abbiamo ancora vive le immagini di distruzione causate dal maltempo di quel tragico lunedì 29 ottobre. Un fatto che ha scaturito in molti casi una vera e propria gara di solidarietà a favore dei paesi bellunesi e dei loro abitanti. Come quanto accaduto venerdì 9 novembre al Cinema Careni di Pieve di Soligo in occasione della terza ed ultima proiezione del documentario di Giovanni Carraro Tre cime di Lavaredo, la Trinità delle Dolomiti, che ha visto la donazione spontanea di una considerevole cifra da parte del pubblico. La proposta della sezione CAI Veglio Soldan di Pieve di Soligo ha avuto un notevole successo. La serata, in collaborazione col Cinema Careni, ha voluto unire la proiezione di Giovanni Carraro alla donazione spontanea per quanto riguarda le popolazioni alluvionate del Bellunese. Un successo strepitoso, sono stati raccolti oltre 2.500 euro e questi vengono interamente devoluti alla Regione per contribuire a questi disastri naturali. I numeri parlano chiaro, c'è stata la partecipazione di 500 spettatori. Grazie alla visione e alla proiezione del documentario proposto da Giovanni Carraro, le tre cime ne hanno fatto da cornice, la montagna ha chiamato e i trevigiani hanno risposto. Alla cerimonia di consegna della somma raccolta presente il governatore della Regione Veneto Luca Zaia. Ringrazio ovviamente CAI di Pieve di Soligo e Cinema Careni, quindi l'associazione del Cinema Careni di Pieve di Soligo, per questa donazione unica nel suo genere, tra le prime se non la prima, ed è un'ulteriore goccia in questo mare che dobbiamo riempire, ma veramente grazie di cuore a tutti, grazie a loro che hanno lavorato per raccogliere e a tutti quelli che hanno donato. Abbiamo 100.000 ettari di bosco da recuperare, 100 km di strade, centinaia di chilometri di strade silvopastorali, quindi strade forestali, comuni senza acquedotto, case che hanno avuto i detriti dappertutto, frane, insomma c'è molto lavoro da fare e anche questa goccia d'acqua è più di una goccia d'acqua perché ci dà ancora motivazione per fare di più. Grazie ancora.